Siamo giovani, navighiamo da fermi sul web, viaggiamo con treni e Flixbus per frequentare l'università a Roma, Milano, Padova. Concerti, raduni, flash mob ci catapultano nel nostro presente. Tutto scorre veloce, tutto cambia con un click. Verissimo, ma alle feste di paese, quelle che si ripetono ogni anno, il tempo sembra fermarsi, eppur ci travolge. Perché sono forse le uniche occasioni in cui si radunano tutti, in famiglia e in comunità, giovani e bambini, adulti e anziani. Abbiamo voluto capire come e perché, attraverso un viaggio in Alto Friuli alla scoperta delle radici delle feste. Quelle che nell'antica civiltà contadina scandivano il duro lavoro, concedendo rari momenti di svago e creatività. Un viaggio attraverso le storie di 7 feste, quasi tutte ancora praticate, tra originarietà e innovazione, che da dicembre a settembre sottolineano l'atteso valore della rinascita con la bella stagione. 7 feste per 7 emozioni. Paura. Paura dell'altro, paura dello sconosciuto. Paura della maschera con le corna, di cui percepivo la potenza e un probabile attacco. Paura della maschera con la lunga lingua rossa. Poche ce l'avevano, e per me quelli erano i diavoli. Paura dei corpi ricoperti da pelli animali che occultavano l'umano trasformandolo in altro da sé. Paura di quelle grandi figure mostruose che minacciose attraversavano il paese, fra urla, grugniti, frastuono di campanacce e catene, amplificato nella rincorsa per punire con vergate alcuni giovani impertinenti. È il ricordo dell'emozione provata quando da bambino mio padre mi ha portato per la prima volta a Malborghetto il 5 dicembre per la sfilata dei Krampus. Un'emozione intensa e perseverante, da quando li ho visti discendere dal bosco al sopraggiungere delle tenebre, brandendo le torce infuocate, poi riversarsi nelle vie del paese e confluire nella piazza. E qui mi sono tranquillizzato perché ho incontrato San Nicolò, il santo vescovo, il primo portatore di doni nel periodo invernale. Era stupendo, maestoso, con la mitra sul capo e il bastone pastorale, ma simboli dell'autorità dei vescovi. Si capiva che era lui che comandava e che i Krampus erano al suo servizio. San Nicolò consegnava doni ai bimbi che gli promettevano di dire le preghiere e di essere buoni. I Krampus invece ci ammonivano con lo spavento e le minacce. E poi se ne sono andati via e ci hanno lasciati soli con San Nicolò. Però li sentivamo, giravano nei dintorni. Poi li ho ritrovati lungo le vie. Erano così selvaggi e autonomi. E poi ho capito che la festa era per loro. Poi sono cresciuto. Più volte ho ripensato a quella paura provata da bambino. Sono tornato più volte a Malborghetto il 5 dicembre. Ho partecipato con altro sguardo e altro sentire, cercando di capire il significato di questo rito che odora di ancestralità e affonda le radici nella notte dei tempi. Mi sono informato e ho scoperto che i Krampus rappresentano un ottimo esempio di tradizione che si innova scavando in temporalità ancora più lontane. I Krampus che si attestano in Val Canale, quasi fino alla fine dello scorso millennio, sono diavoli domati da San Nicola nell'eterna lotta tra bene e male. Ricoperti di pellicce rosse o nere perché passati tra le fiamme dell'inferno, ingobbiti dalla sottomissione, dal peso della gerla e delle catene. Le loro sfilate si sono sviluppate in Tirolo nel corso del XVIII secolo. Infatti, il termine Krampus deriva dal tedesco Kramp, che significa artiglio. Ma la loro origine è ben più lontana.
tenuta a lungo nascosta dall'epurazione cristiana che ha trasformato gli antichi culti. È stata riscoperta negli ultimi decenni, come dimostrano i nuovi Krampus. Molto più grandi e più terrificanti, incarnano gli antichissimi spiriti silvani, da Silvano, antico dio italico dei boschi, a Fauno, divinità italica protettrice di animali, campi e selve, che nel calendario romano veniva festeggiato proprio il 5 dicembre. Non è però ancora esaurito il viaggio nel tempo, perché Fauno e Silvano sono le forme tarde di una divinità ancora più antica, Pan, che rappresenta la connessione psichica con la natura e l'istinto che ad essa ci lega. Da qui la paura che si versa in panico innanzi ai Krampus, azionando quell'azione arcaica che con i suoi artigli strappa la ragione e spinge alla fuga. I Krampus incarnano riti, miti e simboli. Sottolineano l'importanza del gruppo attraverso un battesimo, un rito di passaggio necessario per accedere alla condizione di Krampus. I campanacci sanciscono l'antico patto fra uomo e animale. Le verghe di betulla o di nocciolo picchiano, sì, ma per risvegliare. Oggi più che mai mi piace pensare che questo risveglio attraverso l'appello della sapienza antica riguardi l'ultimo appello del pianeta. Perché i Krampus sono portatori della grandezza della natura e del nostro inconscio. Sollecitano la paura dell'ignoto, la paura dell'altro, in un dialogo ancestrale, necessario come il buio, senza il quale non potremo vedere la luce. Sette feste per 7 emozioni. È il nostro messaggio di una rinascita, che dal passato si rilancia nel presente. All'insegna della tipicità territoriale e della sostenibilità ambientale. Ma anche della salute, della socializzazione e del turismo lento.